Un'ottantina di bambine e bambini più i loro accompagnatori hanno partecipato al primo Festival internazionale di creatività dei bambini ucraini, un'iniziativa organizzata dal Lions Club San Michele di Pagana, Tigulli Imperiale e dalla no profit Nova Ucraine. 3 giorni a Santa Margherita Ligure, dove hanno soggiornato all'Hotel Regina Elena e svolto diverse attività, alcune delle quali organizzate proprio dai Lions. I bambini frequentano e frequentavano tutti una scuola d'arte a Mykolaiv, sono circa un centinaio dai 5 ai 15 anni, la maggior parte oggi vive da rifugiati in paesi dell'Unione Europea, che sono anche quelli che sono potuti essere a Santa Margherita in questi 3 giorni. Ora noi siamo da tutte le parti del mondo, purtroppo è così, e per questo abbiamo pensato che noi dobbiamo dare qualcosa, dobbiamo dare un'opportunità a bambini per far capire che sì, partire da zero è difficile, è veramente molto difficile, in un altro paese con un'altra lingua è tutto diverso. Essere integrato anche è molto difficile, certo, ma comunque tutto che con cosa noi siamo nati non è importante, tu sei ucraino o tu sei italiano, questo non è importante. Tu devi vivere, devi crescere, devi essere forte in qualsiasi punto del mondo. Ogni bambino ha ricevuto in dono uno zaino con materiale scolastico, un kit per l'igiene e un uovo di Pasqua raccolti grazie all'iniziativa dello zaino sospeso. La serata conclusiva è stato un momento di saluto e anche di ringraziamenti reciproci. Abbiamo avuto il supporto di tutti i club del nostro distretto, perché una cosa è organizzarla e una cosa è riuscire a coprire anche i costi che ne derivano. Il nostro è un piccolo club, ma come dice il Lions, da soli si cammina, tutti insieme si corre. La pace non è qualcosa di astratto, è qualcosa che si costruisce passo a passo, parte dall'accoglienza, dalla vicinanza. È quella che abbiamo cercato di concretizzare proprio accogliendo questi 100 bambini ucraini nella città di Santa Margherita.